Oggi vi porto una notizia che sta pegando fuoco nei retroscena del calcio italiano. La Juventus ha messo gli occhi su un giocatore del Napoli e vuole portarlo via già a gennaio. Il nome? Lorenzo Luca. Esatto, gente. I bianconeri sono disperati per un attaccante dopo l'infortunio di Vlahovic e vogliono risolvere il problema prendendo il nostro giocatore. Ma calmatevi perché ci sono due fattori che complicano tutto, e uno di questi si chiama Aurelio De Laurentiis. State con me fino alla fine perché questa storia ha reviravolte che dovete assolutamente conoscere. Partiamo dal principio per far capire il contesto a tutti. Lorenzo Luca è arrivato al Napoli l'estate scorsa dall'Udinese in un'operazione che non è stata economica. Il club ha pagato impressionanti 35 milioni di euro per l'attaccante. Sì, napoletano, 35 milioni. Non è stata una sciocchezza. C'erano tante aspettative su Luca. Il ragazzo aveva fatto buone stagioni all'Udinese, mostrato potenziale, fisico forte, buon gioco aereo, e il Napoli ha creduto che sarebbe stato un pezzo importante della rosa. Ma la realtà, amici miei, è stata diversa dalle aspettative. Fino ad ora, Luca non ha brillato con la maglia azzurra. Le prestazioni sono rimaste sotto a quanto tutti si aspettavano. E perché Luca non è decollato? Vari fattori. Primo, la concorrenza nel reparto offensivo del Napoli è pesante. Rasmus Højlund sta volando, segnando gol importanti, diventando titolare assoluto. Secondo, Romelu Lukaku è tornato dall'infortunio. Diciamocelo, Lukaku è Lukaku. Uno dei migliori attaccanti al mondo quando è in forma fisicamente. Con questi due davanti, resta poco spazio per Luca. È diventato una terza scelta, entrando solo nei minuti finali o in partite considerate più facili. E per peggiorare, quando ha avuto occasioni, non le ha sfruttate come avrebbe dovuto. Ha sbagliato gol importanti, non è riuscito a creare connessione con il resto della squadra e alla fine ha perso la fiducia di Antonio Conte. Risultato: il Napoli sta considerando di vendere Luca già a gennaio. Dopo solo 6 mesi al club. Sembra una follia, vero? Spendere 35 milioni e vendere 6 mesi dopo? Ma nel calcio moderno, amici miei, queste cose accadono più di quanto pensiate. Se un giocatore non si adatta, se non rende come previsto, meglio tagliare le perdite e cercare altre opzioni. Ed è proprio qui che entra in scena la Juventus come la cattiva di questa storia. I bianconeri sono disperati per un attaccante. Dusan Vlahovic si è infortunato gravemente e starà fuori mesi. Jonathan David e Lois Openda, i due rinforzi arrivati, sono ancora in fase di integrazione, non sono pronti a prendersi la responsabilità da soli. Allora cosa ha fatto la Juventus? Ha iniziato a scandagliare il mercato italiano in cerca di opzioni. E indovinate quale nome è spuntato nella lista? Lorenzo Luca. Tutto Mercatoweb, fonte affidabile del mercato italiano, ha confermato che l'attaccante è tornato a circolare a Torino. La Juventus vede in Luca una soluzione rapida e fattibile per il problema. Conosce la Serie A, ha esperienza nel calcio italiano, è giovane, ha un fisico forte e può essere utile nello schema di Luciano Spalletti. E c'è di più, Luca è nato a Moncalieri, una città vicinissima a Torino. Sarebbe quasi un ritorno a casa per il giocatore. Immaginate la narrazione che la Juventus può creare. Luca torna alle origini, difende la squadra della sua zona, realizza il sogno di giocare per la Juve. È marketing puro. Ma ora arriva la parte che complica tutto, ed è qui che la storia diventa interessante. Secondo Tutto Mercatoweb, ci sono due fattori importanti che la Juventus deve considerare prima di avanzare nella trattativa. Il primo fattore: il Napoli deve acquistare Luca definitivamente dall'Udinese. Esatto, gente. Luca è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, ma l'operazione non è ancora completata. Il Napoli può vendere Luca solo se ufficializza l'acquisto dall'Udinese prima. Questo aggiunge uno strato di burocrazia che può ritardare o addirittura rendere impossibile l'affare. E ora allacciate le cinture perché arriva il secondo fattore, e questo è il più importante di tutti. Aurelio De Laurentiis deve aprire le porte a un prestito alla Juventus.
E ogni tifoso del Napoli che si rispetti sa benissimo come la pensa De Laurentiis quando si tratta di negoziare con la Juventus. Il presidente del Napoli non è sciocco. Sa che rafforzare un rivale diretto può costare caro nella lotta per lo scudetto. Vendere o prestare un giocatore alla Juve significa praticamente dare un'arma al nemico. E De Laurentiis, che ha avuto innumerevoli scontri con la dirigenza bianconera negli anni, non faciliterà le cose. E tu, napoletano, stai seguendo questa novela che promette di essere una delle più calde di gennaio? Allora, lasciate quel like per sostenere il canale. E se ancora non siete iscritti al Rapporto Napoli, correte a farlo e attivate la campanella. Ogni giorno notizie fresche, retroscena, mercato, analisi tattiche, tutto sul nostro Napoli. Ok, iscritti. Notifiche attivate. Allora continuiamo perché ora vi spiego perché questa negoziazione potrebbe essere pessima per il Napoli e perché De Laurentiis dovrebbe bloccarla in tutti i modi. Pensiamo in modo strategico. Il Napoli spende 35 milioni per Lorenzo Lucca, pensando che sarebbe un pezzo importante. Il giocatore non rende come previsto, va bene, capita. Ma vendere o prestare alla Juventus, un rivale diretto nella corsa allo scudetto, è una follia. Immaginate se Lucca va alla Juve, trova il suo miglior calcio, inizia a segnare gol, diventa titolare, e alla fine della stagione la Juventus finisce davanti al Napoli in classifica. Come reagirebbe il tifoso napoletano? Sarebbe un disastro d'immagine. De Laurentiis verrebbe crocifisso dalla tifoseria. I giornali italiani farebbero beffe del Napoli. Non si può correre questo rischio. E c'è un altro dettaglio importante. La Juventus vuole Lucca in prestito con opzione di acquisto. Insomma, vogliono testare il giocatore senza impegno. Se Lucca gioca bene, la Juve lo compra. Se gioca male, lo restituisce al Napoli. È un affare che giova solo alla Juventus. Il Napoli resta con il danno, con il giocatore svalutato, e per di più ha aiutato un rivale. De Laurentiis, che è un imprenditore astuto, conosce benissimo questo tipo di trappola. Non ci cascherà facilmente. Ma supponiamo, solo per un momento, che De Laurentiis accetti di trattare. Quali sarebbero le condizioni minime che dovrebbe esigere? Primo, niente prestito. Solo vendita definitiva. La Juventus vuole Lucca? Allora paga. Almeno 25 a 30 milioni per minimizzare la perdita. Secondo, se prestito, che sia con obbligo di acquisto, non opzione. E il valore deve essere alto. Terzo, clausola antirivali. Se la Juventus compra Lucca, non può rivenderlo ad altri club italiani nei prossimi anni. Queste sarebbero condizioni minime per proteggere gli interessi del Napoli. Ma nella mia opinione personale, napoletano, credo che De Laurentiis dovrebbe semplicemente rifiutare qualsiasi negoziazione con la Juventus. Ci sono altri club interessati a Lucca? Di sicuro. Squadre di altri paesi, squadre italiane che non sono rivali diretti. Perché vendere proprio alla Juve? Non ha senso. A meno che la Juventus non faccia una proposta assolutamente irresistibile, tipo 40 milioni cash, allora forse vale la pena pensarci. Ma prestito? Opzione di acquisto? Mai. E c'è un'altra cosa da discutere. Vendere Lucca a gennaio è davvero la migliore opzione per il Napoli? Lo so che non ha reso come previsto, ma sono solo 6 mesi. Forse ha bisogno di più tempo per adattarsi. Forse Conte deve trovare la funzione giusta per lui nello schema tattico. Lucca ha qualità. È forte nel gioco aereo. Può tenere palla, aprire spazi per gli altri attaccanti. Forse con più pazienza può diventare utile per la squadra. Vendere ora, dopo 6 mesi, accettando una perdita finanziaria, potrebbe essere una decisione affrettata di cui il club si pentirà in futuro. D'altra parte, se il Napoli ha già deciso che Lucca non ha futuro nel club, allora meglio vendere subito e cercare un altro attaccante che si incastri meglio nello stile di Conte. Ma, ripeto, non alla Juventus. Qualsiasi club, tranne la Juventus. Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, persino altri team italiani come Fiorentina, Lazio, Bologna. Mai Juventus? Mai. Sarebbe consegnare su un piatto d'argento una soluzione al rivale e rischiare di pentirsene amaramente.
E sapete com'è il mercato italiano? No. Pieno di colpi di scena. Ricordate quando la Juventus vendette Higuain al Napoli e poi il Napoli rivendette Higuain indietro alla Juventus? Queste trattative tra rivali sempre creano polemiche. Sempre generano rimpianti. Per questo meglio evitarle. Mantenere un rapporto professionale, ma non fare affari che possono danneggiarti. Allora qual è lo scenario più probabile per gennaio? Credo che la Juventus insisterà su Luka. Sono disperati, hanno bisogno urgente di un attaccante. Ma credo anche che De Laurentiis difficolterà al massimo la trattativa. Metterà ostacoli, esigerà valori assurdi, farà di tutto per scoraggiare la Juventus. E alla fine, probabilmente la Juve mollerà e cercherà un altro nome. Magari in Spagna, magari in Germania, ma non al Napoli. E tu, napoletano, cosa ne pensi di tutto questo? Pensi che il Napoli dovrebbe vendere Luka alla Juventus? O concordi con me che sarebbe una follia? E sul futuro di Luka al Napoli, credi che meriti più tempo o è meglio vendere ora? Commenta qui sotto la tua opinione. Leggo tutti i commenti e adoro discutere con voi. E non dimenticate, like al video, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento su questa novella e tutte le altre notizie del Napoli. Ci vediamo nel prossimo video con altre esclusive dal mercato. Un abbraccio, napoletano. E forza Napoli sempre!